Pronti? 1. Considerato valido il segnale, vediamo la lotta per le prime posizioni. Siamo sulla curva, è partito veloce, ci sembra Solimano. Siamo qui al passaggio davanti tribune, Solimano in vantaggio con il numero 10 di Ulisse Leo che va a sfondare, vuol mandare Vincenzo Piscoglio. Un po' ardente Solimano come sempre. In terza posizione a distanza c'è Utopico Griff a precedere Ulisse LL a largo Tiberix. Poi vediamo fra i primi dei penalizzati c'è Attalo che ha sfruttato la sua velocità coi nastri, che avanza al largo. Intanto 600 metri che se ne vanno in 44,5 da parte di Ulisse Leo che è riuscito a sfondare su Solimano, poi Utopico Griff. Ulisse LL, intanto dalle retrovie c'è il gran volo da parte di Dream Boy AS. Roberto Vecchione dopo un giro in 1 minuto e 4 decimi arriva direttamente ai fianchi del battistrada, bello spunto davvero interessante del cavallo austriaco, il figlio di Igor Font, che arriva a fianco ai due battistrada. Intanto chilometro che se ne va in 1,16 tondo tondo. Secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Ulisse Leo davanti a Solimano, Dream Boy all'esterno, poi Utopico Griff affiancato da Tiberix, Attalo che prova la terza ruota, pedinato da Volto del Nord, rettilineo qui davanti alle tribune in 15,4 con Ulisse Leo che deve fronteggiare l'attacco di Dream Boy che passa già a più di 600 metri dalla conclusione. Al suo inseguimento si pone Attalo, poi avanza anche Volto del Nord. Solimano cerca di uscire dalla scia di Ulisse Leo che è stanco, retta di là con Dream Boy e Attalo avvantaggiati. Siamo a 450 metri dalla conclusione, provano avanzare anche gli altri, tra cui Zuma Horse, retta di là percorsa in 14,6 con Attalo che dà un severo attacco a Dream Boy. Poi Volto del Nord, siamo a 250 metri dalla conclusione, cerca di avanzare anche Zuma Horse, l'ultima curva passata in 15,7, Attalo in vantaggio in retta d'arrivo, cerca di prendere il largo, Attalo che sembra avere partita vinta, è Attalo che viene a dominare nei confronti di Dream Boy S, poi Volto del Nord, Zuma Horse e al quinto Solimano. 32 a chiudere, 1,16,3 la media al chilometro per Attalo. Luca Lovera, il training di Papà Marino, i colori della scuderia quirignana, vengono a vincere, è partito bene coi nastri, poi è attaccato a un giro dalla fine. Attaccato il battistrada Dream Boy AS, è passato molto bene il figlio di Amigol che viene a vincere questa tris bolognese. Ripetiamo i numeri: al secondo posto il numero 15 di Dream Boy S, al terzo il 17 di Volto del Nord, al quarto l'11 di Zuma Orsi, al quinto il 5 di Solimano. È tutto per la tris quarte quinte e per la riunione di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento, ricordiamolo, per domenica prossima col Gran Premio Italia femmine e maschi qua a Bologna.